Rubrica dedicata agli sport minori. Seguiamo Daniela Fiorentino. Grazie a tutti e buonasera. Oggi ci occuperemo di una nuova disciplina, la ginnastica ritmica e artistica. La peculiarità di questo sport è la fusione tra l'acrobatica e il gesto armonico, l'eleganza e la dinamicità, il tutto finalizzato alla massima espressione del movimento. Con quale finalità nasce questa associazione? Allora, la società Libertas Le Pulci è nata nel 1980 e nasce con la finalità appunto di promuovere, quindi di promuovere la ginnastica artistica sia maschile che femminile. Qui insegni tra le varie attività anche ginnastica ritmica e artistica. Quali sono le caratteristiche di queste discipline? Allora, la ginnastica artistica cura i grandi attrezzi quali trave, parallele, volteggio e corpo libero, la femminile, mentre la maschile ha degli attrezzi in più, oltre al corpo libero, al volteggio, la parallela anziché asimmetrica che è quella femminile, c'è la parallela simmetrica maschile, il cavallo con maniglie, gli anelli e la sbarra. A che età è consigliato cominciare? L'età migliore è dai 4 anni in poi, anche perché i bambini hanno un pizzico di incoscienza, quindi il movimento lo fanno senza pensarci 2 volte. Tu provieni da un altro paese, dalla Romania. Quali sono le differenze tra la ginnastica in Romania e la ginnastica italiana? In Romania la ginnastica è molto più dura, è vissuta con più impegno. Qua è presa per gioco, le bambine si divertono, si viene più leggera, in maniera più leggera. In Romania purtroppo è uno sport nazionale e quindi l'impegno che si mette, magari doppio, magari triplo, è molto più difficile lì. Quanti anni hai? 7. Da quanti anni ti alleni? 1 anno. Da grande vorresti diventare una ginnasta? Sì. Chi di voi da grande vorrebbe fare la ginnasta? Io l'istruttrice voglio fare. Perché l'istruttrice? E perché voglio fare l'istruttrice, mi piace.